coppie che arrivano ai primi 4 posti della classifica. Occhio che però quelli che sono dietro sono molto vicini, attenzione, sono Giorgia Turcato, Emanuele Garello che però commette un errore nel giro di boa, quando il parziale era completo 12-0-0, avrebbero potuto sicuramente rendere difficile e questo grido sulla schiena a Tony e Zara che stanno aspettando i loro avversari. Purtroppo decidono poi di girarsi su se stessi, riprendere la gara, stanno facendo un ottimo tempo, ma è chiaro che il 12.41 di Gianni Antonio è stato già passato, sono i 12.45 circa in questo momento per Beniamino Garello e Giorgia Turcato, al quale va sicuramente il nostro applauso perché sicuramente qualche secondo l'hanno purtroppo buttato via in questo giro di boa e siamo con un tempo di 12.57 pur avendo fatto il giro. Chiudono sotto i 13 minuti, sono al secondo posto provvisorio nonostante il coso del giro di boa. Bravi comunque, complimenti alla Beniamino Garello e Giorgia Turcato che chiudono dunque 12.57 e 76 al secondo posto provvisorio. Occhio alla vecchia volta Lorenzo Paglierin. Toccano i bandierati, le bandiere partendo dal terzo posto che va con la bandiera al quarto posto, scusate, la bandiera di colore blu, ottenuta, lo ricordo, per pochissimi centesimi, però l'importante è che è stata ottenuta da Beniamino Vianello e Giorgia Turcato, che oltre la collanina hanno anche questo premio. Quest'anno, oltre appunto alle bandiere che sono sempre molto gradite e ambitissime da parte dei vocatori, regaliamo una confezione enogastronomica preparata con all'interno anche un libro sulla storia di Concordia. Oltre a mangiare e bere bisogna anche studiare, per cui avete la possibilità di insomma assaporare alcuni prodotti tipici della nostra zona. E per le bandiere è arrivato anche Ottorino Flabore, il nostro campionissimo del basket. Grazie. La foto, la TV, quello che serve. Aspetta, Beniamino, pettenete meglio. No, dai, sto scherzando. Benissimo, grazie, complimenti.